Buongiorno, oggi per la serie escursioni facili ma bellissime siamo praticamente sopra Cison di Valmareno, uno dei borghi più belli d'Italia, che tra l'altro vi consiglio di visitare. Ci troviamo a Passo San Boldo e da qui parte il sentiero che vi porterà ad un bivacco molto particolare che si chiama Bivacco dei Lofi. Potete parcheggiare direttamente al passo, ci sono i parcheggi gratuiti, altrimenti potete salire per una stradina che recentemente hanno anche asfaltato e arrivare qua dove sono io e parcheggiare la macchina qua. Così eviterete praticamente una mezz'ora abbondante di cammino su una noiosa strada asfaltata e si parte invece da subito praticamente con un bel sentiero che vi porta dritto dentro al bosco. Dopo 5 minuti di camminata arrivato al primo bivio, noi dobbiamo seguire il sentiero 991. Oggi sarà una toccata e fuga, quindi l'obiettivo è arrivare su in mezz'oretta, fare il tour del bivacco, bere una birretta e tornare giù per pranzo. Salendo troverete un sacco di legna, quindi se avete intenzione di dormire lì e avete bisogno del fuoco, qua ce n'è in abbondanza, complici anche i temporali e le tempeste che si sono abbattute su questo povero bosco. Dopo circa 13 minuti, un quarto d'ora, se avete un buon passo, uscite dal bosco e arriverete qua, che è il primo punto un po' panoramico del sentiero. E ora si continua di là. Il sentiero è veramente elementare, si può dire. Certo è tutto costantemente in salita, però non presenta alcuna difficoltà. C'è un piccolo tratto leggermente esposto più avanti, che poi vi farò vedere, dove c'è una corda che vi aiuta in caso di ghiaccio oppure di roccia bagnata. Eccoci alla bandiera. Dopo circa 20 minuti di cammino si arriva qui e praticamente là sotto c'è il bivacco. Certo non sono le Dolomiti, però è comunque un ambiente pazzesco e per quanto mi riguarda averlo a 20 minuti da casa non ha prezzo. Il bivacco è praticamente lì e adesso qui c'è il tratto con la corda che vi dicevo, che serve in caso di ghiaccio o neve, perché poi comunque qui c'è un leggero strapiombo e quindi per sicurezza hanno voluto mettere questa corda che vi accompagna fino a qui. Vedete, in caso di caduta praticamente qua sotto c'è lo strapiombo. Se dovesse avanzarmi un po' di tempo, ma penso di sì, vi porto anche là in cima, che c'è una piccola madonnina
e la vista da lassù è pazzesca. Si va su praticamente a zigzag fino ad arrivare alla forcella e poi si sale sulla cima. Beh, vediamo dopo. Dopo mezz'ora si arriva a questo bivio. Noi dobbiamo proseguire di qua. Bellissimo questo tratto di sentiero immerso nel verde. Ecco che dopo circa mezz'ora dal parcheggio siamo arrivati al bivacco dei Lof. Ora ve lo faccio vedere dall'alto, eccolo lì. Eccolo. Mezz'ora, 3/4 d'ora, dipende un po' dal passo che avete. Comunque insomma non è una camminata complessa. Ovviamente il paesaggio da qui è incredibile. E ora bivacco tour. Eccoci, allora, libro del bivacco. Bel camino, grande. Una stufa. E una bella tavola. I posti letto sono al piano di sopra. Esternamente avete anche due belle panche, un tavolo molto grande, uno qui e uno là dietro. E questa invece è la vista che avete da qua. È arrivato il momento di aprire l'immancabile birra, aperitivo con vista. Bene, dopo una breve pausa rifugio, come promesso, vi porto in cima al Cordon del Gevero, dove vi è una piccola Madonnina. Il panorama comunque merita la camminata, quindi ci vediamo tra poco. Il tratto di sentiero che porta alla cima lo definirei breve ma intenso. Ecco, noi dobbiamo arrivare lassù. Il rifugio era lì. Bene, dopo questo breve sentiero spaccagambe abbiamo guadagnato la forcella e ora andiamo di qua. Intanto iniziano a intravedersi le montagne, l'Alpago, bellissimo. Eccoci qua, in cima. Bellissimo panorama sia verso sud ma soprattutto verso nord. Monte Visentina e questa è la Madonnina. Nascosto qua sotto c'è un piccolo libro di vetta
Bene, con lo sfondo delle Dolomiti io vi saluto, vi ringrazio per aver guardato il video e ci vediamo alla prossima escursione. Ciao a tutti!